locali. Nuovo anno accademico per l'Università di Cagliari con una murales dedicato alla ripresa post-lockdown. Stamattina il taglio del nastro dell'opera firmata allo Street Arts Manu Invisible intitolata Horizon Orizzonti, un foglio bianco disegnata su una parete con un lembo che si solleva scoprendo la scritta Horizont, è un arcobaleno, un messaggio di speranza secondo le intenzioni dell'artista con la lingua inglese utilizzata come apertura verso il mondo. Non solo disegni ma anche fatti. La rettrice Maria Del Zompo ha annunciato l'approvazione di un regolamento tasse con modifiche che tengono conto anche delle difficoltà incontrate dalle famiglie per l'emergenza sanitaria. È un messaggio che l'Ateneo ha voluto dare prima di tutto a se stesso, ha detto Del Zompo, al personale, ai ricercatori, agli assegnatisti, ma anche agli studenti e alle loro famiglie. E alle future matricole, come speriamo di accogliere numerosi alla riapertura che sarà certamente controllata, ma sarà pur sempre una rinascita per tutti noi.